Bene, siamo con la presidente regionale Trotta, Tecla, e ovviamente con la nostra Laura Casanova Rixi, presidente comunale del CIF, quindi Centro Italiano Femminile, un anniversario importantissimo, 80 anni. Sì, abbiamo deciso di dedicare la Giornata Internazionale della Donna qui a Genova agli 80 anni di fondazione, e con la Presidente Comunale, appunto Laura Casanova, abbiamo deciso di dar vita a questo convegno in modo da far conoscere un po' della storia del CIF in questi 80 anni dalla sua fondazione e invogliare, perché no, nuove socie ad iscriversi, visto che a breve ci saranno il rinnovamento di tutte le assemblee elettive. Bene, grazie per l'intervento e queste importantissime informazioni. Laura Casanova Rixi, un appuntamento importante oggi e ospiti da tutta Italia, quindi abbiamo anche la Presidenta nazionale da Roma addirittura, e lascio a te la parola per darci quello che è il programma della giornata. Ma il programma della giornata credo sia una cosa molto piacevole e importante, soprattutto avere con noi tutte le presidenti regionali della Liguria, tutte le presidenti comunali della Liguria, perché abbiamo la presidente regionale, come ha detto prima, e quindi unirci una volta che non succede mai, e questa volta siamo riusciti a far arrivare da Chiavari, dalla Spezia, da Finale, eccetera, tutte queste presidenti comunali. Quindi per me è un grande onore essere riuscita a unirci tutte insieme. Spero che questo ci porti anche, come diceva la Presidente, a invogliare le generazioni nuove, proprio perché abbiamo bisogno di gente giovane. Buonasera a tutti e molte grazie per essere venuti così in tanti a questo convegno. Un convegno che noi teniamo particolarmente caro, proprio perché è un momento che ci siamo riuniti, tutte le presidenti regionali, abbiamo tutte le presidenti, cioè la presidente regionale, tutte le presidenti provinciali e una nazionale che è molto importante per noi, grazie. Quindi io non mi dilungo molto, proprio perché abbiamo i minuti contati. Voglio solo ricordare che il CIF di Genova ha fatto tante cose. E soprattutto, come ha detto il nostro Presidente, portiamo proprio al Chiello la piazzetta di Campetto, che il CIF ha fatto restaurare al posto delle panchine di marmo dove tutti i turisti, che naturalmente prima si sedevano in terra, oggi si siedono sulle panchine, e abbiamo fatto moltissime cose. E non vi racconto oltre, non vado oltre, proprio perché abbiamo minuti come ripeto contati, anzi chiedo a tutti non più di 5 minuti alle nostre presidenti. Il 2025 segna l'80° anniversario della storia del Centro Italiano Femminile. Come sapete tutte, da Cifine Doc, la prima presidente, Maria Federici, fu una delle 21 madri costituenti e fece parte della famosa Commissione dei 75, che dedicò parte della sua relazione nella stesura delle garanzie economiche e sociali per l'esistenza della famiglia. Maria Federici scriveva nel 1945 sulle pagine del primo numero del bollettino, che diventerà poi la nostra rivista Cronache e Opinioni, le seguente dicitura: se ci domandano che cosa vogliamo, rispondiamo: l'affermazione dei principi cristiani nella vita sociale. L'impegno è forte, ma non supera la forza di un animo cristiano. È con questo spirito che anche in Liguria le donne del Centro Italiano Femminile incarnano la storia dell'associazione e hanno favorito una svolta epocale. Tante di loro le possiamo conoscere attraverso scritti, opere, foto e ricordi. Fra queste è immancabile la figura di Anna Maria Pastorino, già presidente comunale e provinciale di Genova, presidente regionale della Liguria e poi presidente nazionale. Abbiamo oggi la fortuna di avere qui l'avvocato Maria Grazia Luna, che ci letterà poi un piccolo profilo e ricordo suo personale. Nel 2006, in un'intervista per i 60 anni dell'associazione, Anna Maria Pastorino così descrive l'attività del CIF.
L'associazione desidera aiutare le donne ad inserirsi nella società in tutti i settori, secondo le proprie capacità, le aiuta a ricoprire ruoli più significativi nella società civile. Siamo convinte che da un lato le donne devono educarsi ad essere cittadine consapevoli attraverso la scuola della collaborazione partecipativa e dall'altro le donne sono chiamate a sentire un senso di responsabilità più profondo nei confronti della società, per quelle sono chiamate ad esprimere quel genio che tanto magistralmente al genio femminile Giovanni Paolo II vide in loro, per promuovere quindi una cultura nella quale la maternità ritorni ad essere considerata dono e investimento per l'intera collettività e non solo un'esigenza personale, un fatto personale. Ad aiutare il cammino di queste donne, come ben rimarcava Maria Federici, imprescindibile è la radice, l'ispirazione cristiana. Il motto del CIF è donne, credenti e cittadine. Ruolo importantissimo è svolto in ogni CIF dai consulenti ecclesiastici. Con animo grato ricordo la vicinanza di Monsignor Nicolò Anselmi, che ha dato un nuovo impulso alla gestione della Casa Alpina CIF di Cesana e ha sostenuto la scuola di italiano CIF per le giovani sfruttate nei vicoli del centro storico. E oggi i miei ringraziamenti vanno a Monsignor Marino Poggi, la cui presenza a livello comunale ha illuminato incontri sul Magistero e sui documenti della Chiesa. Da pochissimo si è concluso il ciclo di incontri sull'enciclica dell'Exes Nos di Papa Francesco. Ringraziamenti a Monsignor Militello Giuseppe, che a livello regionale ha offerto alle consigliere Liguri momenti e spunti di riflessioni comunitarie e di accompagnamento concreto sui territori. Non a caso sarà chiesto ai consulenti ecclesiastici di introdurre il momento di rinnovamento associativo di ogni CIF. Infatti il 2025 è un anno importante per il Centro Italiano Femminile, è l'anno dei contratti elettivi. Il dibattito e il confronto che nasceranno all'interno delle assemblee elettive impatteranno inevitabilmente sulle scelte in merito ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità dentro l'associazione, dai livelli di base fino ai livelli più impegnativi, provinciali, regionali e nazionali. Ecco, oggi siamo chiamati come donne CIF a rinnovare l'associazione, che si riconosce più che mai parte di una storia, ma deve essere proiettata verso un futuro, fatto di nuove sfide, di un mondo comune e una fraternità allargata. All'interno di questo percorso svolge un ruolo non secondario il rapporto intergenerazionale, che occorre essere in grado di vivere nella gestione della vita associativa, e si realizza ogni volta che si sperimenta il modo migliore per valorizzare i diversi contributi che le socie possono dare. Stiamo vivendo un anno di grazia, giubileo della speranza. Mai come ora abbiamo bisogno di speranza nelle vite di ognuno di noi. Nella critica della ragion pura, Kant ritiene come terza e ultima domanda fondamentale per l'umanità proprio la speranza. Che cosa mi è lecito sperare? La sua formulazione continua a interrogarci, ci spinge a chiederci verso quale bene possiamo indirizzarci, tanto come singoli quanto come collettività, ma nello stesso tempo avvertiamo che non è sufficiente questo passo. Il cardinale Carlo Maria Martini ricordava che la vera questione quando si parla della speranza in senso forte non verte sul che cosa, ma sul chi, in chi riporniamo la nostra speranza, dando così valore al tratto relazionale. La speranza non può essere concepita scindendola dalle relazioni. Allora torniamo alla mission del CIF, donne credenti e cittadine, essere donne capaci di aprire nuove visioni di futuro, così come ci ricorda Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Oggi emerge un individuo sciolto da legami, privo di relazioni in famiglia, nel lavoro, nella società. In realtà in noi sempre più viene prevaricato da un io autoreferenziale. In occasione del suo nuovo libro Cristo speranza di ogni uomo, intervista con l'arcivescovo emerito di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco, l'Eminenza ribadisce il significato dell'impegno dei cristiani, che è servizio alla società, senza compromessi sui principi irrinunciabili. La partecipazione non sia ricerca di rilevanza mondana. Le proposte politiche devono essere giuste, cioè devono corrispondere al bene dell'uomo che è relazione della comunità. I CIF liguri porteranno singolarmente i loro contributi in un opuscolo di prossima pubblicazione per ricordare gli 80 anni di fondazione, in uno sguardo che parte dall'oggi vissuto e si protende verso il domani, che si immagina affidandosi alla speranza.
Concludo con la patrona del CIF, Santa Caterina da Siena, a cui verrà dedicato tra l'altro un incontro di 3 giorni proprio a Siena a settembre. Riprendendo ciò che si legge, ritorno all'inizio, nel numero 1 del bollettino del CIF. Non accontentatevi delle piccole cose, Dio le vuole grandi. Se sarete ciò che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia. Che i CIF liguri possano davvero dare testimonianza convinta e credibile. Auguri a tutte le donne del CIF, donne di speranza.